Quarta corsa dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni, non vincitori di 9.000 euro in carriera. Sono in 12 alla via dopo il forfait di Captain Lakshmi. Charlie SM, Cesare Augusto DVS, Camelot B, Columbus Gaps, City of Stars, Cometa LL, questa è la prima fila. In seconda 7 Comanci, sotto Cuve Rock, 9 Chloe Risaya TRGF, 10 Cooper GV, 11 Conny Bass. Terza fila 13 Cartagena Pax. L'allineamento si va a completare lungo la curva di sinistra, favorito Comancis nei confronti di Cesare Augusto DVS e Camelot B. L'autostart li lascia ed è veloce Columbus Gaps che cerca di scavalcare Camelot B, il quale difende la posizione interna di imboccare la prima curva. Camelot rientra a Columbus Gaps, poi in terza posizione, seconda lungo i birilli, è City of Stars che precede Cometa LL. I primi 200 se ne vanno in 14.8 con Columbus Gaps che alla fine ottiene il via libera da Camelot B e si installa così al comando. Se ne vanno i primi 400 metri di corsa con Columbus Gaps che inizia a rallentare, 30 per il primo quarto. Si muove al largo Cesare Augusto DVS che di scatto va su Columbus Gaps. Vediamo le scelte dei driver con Cesare Augusto che attacca Columbus. I 600 se ne vanno in 45.9 e alla fine Columbus Gaps replica in maniera decisa Cesare Augusto DVS. Cesare Augusto insiste, sbaglia Columbus Gaps. Si muove all'esterno anche Comancis, 4, poi Gaps, City of Stars che precede Cometa LL e Cuve Rock. Cesare Augusto in vantaggio su Camelot B, City of Stars, Comancis al largo, poi Cuve Rock il chilometro in 1.14.8, ritmo assai brillante per la categoria con Cesare Augusto che continua all'avanguardia, Comancis che si impegna di fuori, lungo la corda sempre Camelot B, poi City of Stars e Cometa LL in uno schema che non cambia, 3/4 di miglio in 1.29.7 con Cesare Augusto che cerca la fuga da Comancis che continua a impegnarsi al largo, poi Camelot B, la piegata conclusiva passata in 15 da Cesare Augusto DVS che è in vantaggio nei confronti di Comancis che si appoggia su Camelot B, Cesare Augusto DVS così a partita vinta. Cesare Augusto DVS che viene a vincere nei confronti di Comancis. Al terzo posto Camelot B, 1.14.6 il ragguaglio cronometrico, 33 la chiusa, se la merita tutta Cesare Augusto DVS, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il training di Battista Congiu, colori della scuderia Don Peppe, il successo del figlio di Varenne che attacca al largo Columbus Gaps lungo i secondi 400 metri, poi passa sull'errore del rivale e nel finale si isola da Comancis che corre bene al largo ma fa l'ennesimo secondo posto al terzo Camelot B.